medicine primarie, e che poi è passato in CRIT è la Commissione regionale per gli investimenti in generale, quindi anche della medicina convenzionata, e rispetto a questo progetto la Regione ha dato parere favorevole, tra l'altro evidenziando il fatto che in questa realtà era già presente, come è stato ricordato, l'ambulatorio infermieristico, che rappresenta per la Regione un modello innovativo di gestione della medicina del territorio. Quindi su questo progetto di sviluppo delle cure primarie noi abbiamo già incontrato giorni fa i medici del territorio, perché di fatto a questo punto i tempi diventano molto stretti. La Regione ci ha chiesto di definire esattamente quali potrebbero essere i tempi e i costi legati all'avvio nel piano, perché rispetto a un piano generale che coinvolge 140 medici, 187.000 assistiti, si passa poi a una sorta di piano esecutivo con i costi per singola realtà territoriale e con gli utenti coinvolti. La situazione esecutiva che abbiamo già trasmesso e sulla quale stiamo aspettando l'ok di fatto per partire. Allora, cosa cambierà? Dopo ritorno un attimo invece sull'attività distrettuale in generale. Cosa cambierà rispetto ad oggi? Cosa è cambiato rispetto a ieri? Allora, rispetto a ieri è cambiato il fatto che oggi abbiamo già 6 medici che lavorano assieme, dispongono di spazi comuni, possono avvalersi dell'ambulatorio infermieristico che abbiamo attivato quest'anno, perché è un ambulatorio infermieristico al quale aggiungono i pazienti inviati dai medici di medicina generale. È già stato ricordato dal direttore che l'ambulatorio ha già erogato oltre 400 prestazioni di vario tipo, quindi prestazioni complesse, medicazioni di lesioni, anche attività di somministrazione di terapie su prescrizione medica. È un servizio, ma insomma credo che chi ne ha beneficiato lo sappia, è un servizio aperto su 5 giorni che va in continuità con l'attività di punto-prelievi che era storicamente esistente da sempre, e che anche dà disponibilità per alcuni pazienti selezionati, segnalati dai medici, di garantire il supporto anche il sabato e la domenica attraverso l'assistenza domiciliare che è presente a Caule con una equipe, perché Caule ha un'equipe dedicata in questo territorio all'assistenza domiciliare. Allora, questo è ciò che è cambiato, quindi l'ambulatorio, la presenza dei medici che lavorano assieme, una maggior apertura nelle fasce orarie rispetto al passato. E cosa cambierà con l'avvio della medicina di gruppo? Ecco, la medicina di gruppo è un salto in avanti, è veramente un salto in avanti rispetto all'organizzazione attuale, perché al di là dell'apertura oraria che viene in qualche modo consolidata, con la possibilità anche di fare accordi a livello territoriale, a livello aziendale rispetto alla presenza anche nelle giornate di sabato, nelle medicine di gruppo l'azienda mette a disposizione personale infermieristico che in base al numero dei medici presenti, sono dei calcoli e dei rapporti, e mette a disposizione personale di segreteria, il che significa che con il personale di segreteria evitiamo che il medico debba farsi carico di talune attività amministrative che sottraggono poi un tempo all'attività nobile e assistenziale, ma soprattutto di gestire anche le agende, l'attività, la reportistica, la documentazione di cui il medico può avere bisogno. Con il personale infermieristico che quindi si andrebbe in qualche modo a affiancare al nostro infermiere che è già presente, al nostro personale che è già presente, e c'è ovviamente il passaggio su quella che è la gestione della cronicità, perché chiaramente la gestione della cronicità non la può fare il medico da solo, non la può fare il medico se anche lavora con altri colleghi in senza del personale che possa supportare, perché gestione della cronicità significa contattare il paziente, chiamarlo in ambulatorio, effettuare dei controlli periodici, verificare se il paziente banalmente assume la terapia, dare un rinforzo informativo ed educativo, colloquiare con il paziente rispetto a quelli che possono essere i contenuti dell'educazione alimentare, dei corretti stili di vita, controllare puntualmente i parametri vitali e le funzioni, registrare anche con registrazioni che possono essere elettrocardiogramma o di altro tipo, quindi tutte attività che il medico individua, attribuisce all'infermiere che fa queste attività e restituisce l'informazione al medico.
fatto si potrebbe partire, vuol dire anche in questo mese, nel momento in cui la Regione darà l'ok, lo startup, noi abbiamo individuato due realtà, come diceva il direttore, che sono Caole e Musile, che saranno le prime a partire. Perché Caole e Musile? Perché sono le due realtà aziendali nelle quali i medici sono presenti nelle nostre strutture distrettuali o extra-distrettuali, che sono le realtà in qualche modo più, tra virgolette, protette, perché i medici operano all'interno di una struttura dove sono presenti altri servizi dell'azienda. Cosa altro è stato fatto oltre a questo? Ovviamente dall'apertura, dalla revisione organizzativa del distretto abbiamo anche fatto in modo che ci fosse la possibilità da parte di alcuni specialisti, mi viene in mente ad esempio l'ambulatorio ortopedico, di poter accedere in maniera programmata alla struttura distrettuale per offrire nel territorio le prestazioni, quindi erogarle direttamente sul territorio, riducendo anche l'eventuale possibile e comprensibile disagio che a volte ci può essere dovendosi recare presso le sedi ospedaliere. Poi chiaramente abbiamo mantenuto o potenziato tutti i servizi in essere, per cui dalla neuropsichiatria al consultorio, la presenza del ginecologo piuttosto che dell'ostetrica, ovviamente il dipartimento di prevenzione con le attività che già erogava all'epoca, piuttosto che tutto il filone dell'assistenza protesica e ovviamente anche dell'assistenza domiciliare che, come detto prima, ha in questo territorio la presenza fissa di un'equipe infermieristica. Anche sull'assistenza domiciliare, ecco una parentesi, perché anche su questo fronte, perché l'attività territoriale richiede e la presenza del medico in una forma associativa, ma soprattutto si esercita attraverso la possibilità di avere l'assistenza infermieristica nelle 24 ore sul territorio, quindi la possibilità che l'infermiere vada a casa del paziente cronico, che può essere un paziente appena dimesso dall'ospedale o normalmente gestito a casa per terapie anche complesse. E allora su questo fronte abbiamo in programma l'attivazione, l'ampliamento della fascia oraria dell'assistenza infermieristica, che sulle 11 ore verrà portata sulle 12 ore, è già presente adesso nei festivi, con la possibilità poi di arrivare anche alla copertura nelle 24 ore, valuteremo in base anche alla casistica se sarà una reperibilità o una presenza attiva, questo dipende appunto dalla casistica che dobbiamo governare. Quindi anche su questo fronte stiamo facendo questo investimento che ha appunto l'obiettivo che vi dicevo prima, cioè cercare di trattenere e di portare i servizi sul territorio piuttosto che non portare le persone negli ospedali, perché negli ospedali si va per problemi acuti. Dati nella nostra regione presentati in occasione appunto della illustrazione del piano sanitario da parte del direttore regionale della sanità sociale, dottor Montoya, ci ricordavano che circa il 70% dei ricoveri in ospedale oggi riguarda pazienti cronici, quindi pazienti che potenzialmente, se non gestiti, possono tranquillamente rimanere a casa, quindi in un contesto di vita conosciuto, familiare, sereno, tranquillo, posto che chiaramente quando invece a domicilio non può essere erogata la prestazione, né questa può essere erogata nelle strutture intermedie, allora c'è l'ospedale. Ricordo sempre che l'ospedale è una struttura per acuti, non una struttura per cronici. Quindi questo è un po' il quadro della medicina territoriale. Poi, se il direttore mi permette, ricordo anche una notizia importante, insomma, che è stata portata anche nella stampa di questi giorni, legata al fatto che questa azienda ha avuto nel 2018 un incremento del fondo non autosufficienza di 3 milioni di euro. Ecco, detto così è una cifra che fa impressione, però cerchiamo di capire a che cosa serve il fondo non autosufficienza. Con questo fondo permette di gestire le persone anziane e disabili essenzialmente, che hanno bisogno o di essere inserite in strutture residenziali o semi-residenziali, cioè in regime di diurnato, o di essere gestite a domicilio attraverso le impegnative di cura domiciliari. Ecco, questi 3 milioni di euro verranno programmati e resi disponibili in questa comunità. Sono 3 milioni che diversamente probabilmente avrebbero speso le famiglie, perché se non ci fossero stati, per chi ha bisogno di alcuni servizi e ha la necessità di utilizzare la casa di riposo, spesso
la utilizza da un lato, quindi questo elemento è assolutamente importante, perché in qualche modo, pur correndo diciamo in un binario diverso rispetto a quello di cui finora si è parlato, rappresenta un elemento nella gestione del paziente anziano, essenzialmente del paziente disabile, un elemento di enorme importanza per la nostra azienda e per il territorio in generale. Grazie, dottor Lamezza, dottor Fioretto, dottor Filippi, per la vostra esposizione. Apro la discussione se ci sono interventi. Consigliere Santelmo. Grazie Presidente, grazie a Fioretto, a Mezza e a Filippi, grazie per essere venuti. Ringrazio l'amministrazione che ci ha dato questa opportunità di dialogare insieme, anche se speravo che ci fosse una discussione politica anziché tecnica in questo nuovo politico, secondo me. Quindi Zaia, che immagino essere super oberato da impegni istituzionali, quantomeno poteva rispondere alla lettera che il sindaco aveva fatto a nome di tutta la città, almeno questo non lo sarei aspettato. Tuttavia permettetemi di fare anche un passo indietro, anch'io lo faccio ripercorrendo un po' la storia veloce di questo ultimo anno. Proprio un anno fa, circa il 21 di novembre del 2017, un gruppo di amici si guarda in faccia e dice: ma insomma, questa storia del medico non ci garba. Era già un anno ormai che era gennaio 2017 quando si decise, quando l'ASL decise di togliere il medico per le ragioni che avete nucleato. E noi siamo guardati in faccia e abbiamo detto: cosa facciamo? Facciamo una riunione, vediamo cosa viene fuori. Ed è emerso che dalla gente è un grande disagio, una grande difficoltà, non tanto per essere legati alla storia e al ricordo del storico, del medico che ci aiutava, eccetera, quanto al fatto che le persone più fragili, parlo degli anziani, parlo dei bambini, parlo delle persone, delle famiglie monoparentali in difficoltà, avrebbero fatto fatica a fare i 30 km che ci separano dal primo nosocomio utile, per semplificare, e quindi quell'assenza del medico diventava un peso ulteriore che gravava sulle famiglie. È evidente, e sono d'accordo con l'ASL 4, con la direzione dell'ASL 4, che a Carlo non si possono curare gli infarti, piuttosto che, questo lo sappiamo, abbiamo capito, e non siamo nemmeno medici tanto da poter proporre altre cose, quindi ci fidiamo anche molto di quello che dite. Ringraziamo anche i servizi che l'ASL ha messo in piedi. Non ultimo il polo infermieristico, l'ambulatorio infermieristico, perché riteniamo sia veramente importante per Carlo avere un punto dove la gente possa curare la propria cronicità, anziché fare 30 km, prendere l'auto. E tuttavia questa cosa non è sufficiente, riteniamo non sia sufficiente. Non è sufficiente non perché Caorle voglia essere portata con i guanti, ma perché siamo geograficamente, l'abbiamo già spiegato, in Monte Segni, Monte Sale, siamo geograficamente diversi rispetto a San Michele. San Michele ha 5 minuti di strada, che se ne dica? C'ha l'ospedale di capite? E voi giustamente siete proiettati alla quadratura del bilancio, per cui dite: no, io devo evitare che il paziente mi vada fuori regione, ma chi se ne frega? Rispondo io: se mio figlio sta male e io fossi alla fine di San Michele, vado immediatamente, cioè non esiste che io aspetto e faccio. Capite che... E poi c'è anche un altro fatto che ci differenzia dalle altre, la viabilità. Per arrivare all'ospedale popolare dobbiamo attraversare Cavanella, farlo con la nebbia, farlo con la pioggia, farlo con la neve, farlo con il rischio delle alluvioni, farlo con le situazioni di cui tutti i giorni possiamo incontrare, che diventa difficile, diventa veramente difficile. Ora io non temo, e sono certo che i piloti delle autoambulanze sono, come dire, stati educati da Schumacher, tuttavia vi rendete conto che 30
chilometri in 15 minuti sono difficili da fare, sono molto difficili da fare. E la storia prosegue dicendo che quel comitato si è messo in piedi e ha raccolto una grande adesione del territorio, raccogliendo migliaia di firme, e guardate bene, ci siamo fermati, perché abbiamo detto 3.000 firme circa sono sufficienti, ci siamo fermati perché noi avremmo potuto anche continuare, e sono convinto che oggi se noi ci rimettessimo in piazza a raccogliere le firme ancora ne raccoglieremo altre 7-8.000. Perché? Perché è una questione che va oltre noi stessi, va oltre questa amministrazione, va oltre la volontà, è per il bene di tutti. E io sono convinto che questa cosa la facciamo tutti, centro, gialli, verdi, sinistra, tutti. Lo sforzo che l'ASL fa per tutelarci e implementando i servizi è uno sforzo che noi apprezziamo, ma non è sufficiente, perché la presenza del medico al pronto soccorso è, anche se è lo 0,8 presenze quotidiane, dato che voi avete dato, no, storicamente, di presenze di afflusso al PPI, anche se è quello il dato, viva Dio, se anche uno all'anno, a cui si toglie, si sistema, si stabilizza, diamo la possibilità di essere, valgono tutti i soldi del mondo. Ora mi si obietterà sicuramente, ma come? Se lo facciamo per cavolo dovremmo farlo per tutto il Veneto. Se lo facciamo per cavolo, noi questa cosa la discutemmo con lei, Carlo, quando dopo le firme fummo invitati nel suo ufficio un gruppo di amici, e lei dice no, si può fare un accordo bilaterale, basta che il comune voglia, si può fare, è una cosa che si può fare. E quindi voi avete detto non è una questione di bilancio, dico bene, ma noi non vogliamo che sia una questione di bilancio. Noi diciamo che noi possiamo Carle, il bilancio di Carle si può permettere questa cosa qua, quindi noi lo facciamo. Se gli altri comuni vogliono sapere, facciano. Noi lo possiamo fare, quindi ci prendiamo noi il medico e lo tiriamo fuori dalla tassa di soggiorno, un accordo bilaterale con una... Perché la tassa di soggiorno? Perché anche d'inverno Carle ha una presenza turistica. Il turista a cavolo d'inverno ha bisogno di essere parlato. Cosa sarà? Una sicurezza in più? È un'utilità in più? È qualcosa che stabilizza, che aiuta, che concretizza l'idea della persona di essere in un posto sicuro. È vero, d'estate facciamo 4.300 accessi, di cui il 50% codici bianchi. Perfetto. Perfetto, ma no, sì, certo. Il che significa, secondo il mio metodo di ragione, che è effettivamente più mio rispetto al vostro, perché guardo la cosa dall'esterno, quel 50% di codici bianchi intasano meno i pronto soccorsi di San Donato, di Portogruaro, non c'è gente che va a rompere le scatole per nulla, scusate il termine, metto tra virgolette, in giro per le cose. Quindi è un aiuto che si dà anche ai nosocomi del territorio. Cioè la possibilità nel territorio di Carle di dire a Tizio piuttosto che a Carle, guarda che questa la fai con una tachipirina e questa la risolvi con un cerotto, ok? Significa intasare anche meno i soccorsi dei nosocomi. E quindi significa dare una mano oggettiva anche a smistare le persone che ci sono. Ed è anche vero che quelle 4.300 presenze, quelle 4.300 accessi, e ringraziamo Dio solo 23 codici rossi, sono una fonte di ricchezza per l'ASL, una fonte di ricchezza importante. Cioè l'ASL con i turisti di Carle ottimizza il proprio bilancio, e l'ASL riesce a dare in parte, restituisce in servizi solo una parte di quello che gli viene chiesto. Certo, lo fa secondo un criterio personale, di esperienza, di logica, ma Carle ha chiesto, e l'ha chiesto l'intero consiglio comunale, non
la minoranza, non i 4 disgraziati, no, l'intero Consiglio ha chiesto che fosse ripristinato. E questo dato è un dato che deve far pensare. Dalle nostre parti si dice te mangi a carne, te ne alzi gli ossi, no? E questa cosa non va bene. Non va bene. Cioè, non va bene perché nella logica funzionale della città, oltre alle cose che abbiamo già detto, c'è bisogno di un punto preciso di riconoscimento da parte del cittadino, soprattutto per le persone più fragili, anziani piuttosto che bambini, piuttosto che... Un bambino si fa male a scuola, è successo, guardi, se vuole io le posso raccontare degli aneddoti, ma evitiamo, no? Un bambino che si fa male a scuola, cosa fa? Deve chiamare il 118, giusto? E se si sbuccia deve chiamare. Voi capite che diventa stupidaggine. Noi vogliamo essere coperti nelle cose, nella quotidianità. La quotidianità deve rispondere esattamente al bisogno, cioè la quotidianità è il bisogno di cui noi vogliamo essere. Allora io adesso, se non ho capito bene, provo a riassumere quello che voi avete detto. Se ho capito bene, voi dite, oggi, cerco di appunti, scusate, oggi avremo, ed era anche una parte del discorso che avevamo fatto assieme a lei, Carlo, la volta che venimmo, avremo 2 auto medicali in più nel territorio, cioè significa con la presenza del medico, giusto? Qua alla Salute, piuttosto che alla San Giorgio, piuttosto che a Carlo, anziché adesso vi spiegherete dopo dove si collocheranno, per coprire la fascia territoriale però da Carlo alla Salute a San Michele. Questa è la fascia territoriale. Vorrei che mi confermaste poi nelle cose che ho capito che forse non ho capito bene. Avremo un'apertura territoriale del punto del primo intervento agevolato dal fatto che esistono i medici di medicina generale che collaboreranno con questo punto di intervento, quindi se qualcuno si dovesse presentare al punto del primo intervento per fare una piccola sottolinea, 2 o 3 punti, piuttosto che anziché andare a Portovaro, ma magari si può fare, è una domanda. E poi la quotidianità, un locale di bicicletta si sbuccia, ha bisogno, anziché andare, ha bisogno di essere medicato rapidamente. È successo. E c'è un coordinamento territoriale, ok? E avremo del personale infermieristico, oltre che di segreteria, ok? Quindi avremo un'ambulanza in più, 2 auto medicali in più, che non c'erano, l'apertura territoriale, no, sempre più ampia del nostro punto di primo intervento, capace di rispondere alla quotidianità, okay? Quindi dalla piccola sottolinea al cerotto da mettere, okay? E il personale infermieristico per più. Se è così, a me sta bene. Se è così, a me sta bene. Se è così che si risponde alla quotidianità, cioè a quello che io ho appena citato, appena detto, io non avrei nessuna obiezione. Se è così veramente. Attendo che voi mi correggiate se ho sbagliato. Grazie consigliere Alterno, ci sono altri interventi. Capogruppo Ferraro, grazie, buonasera a tutti. Allora, concordo con il consigliere Antelmo per quanto riguarda la risposta politica che non c'è stata. Noi abbiamo raccolto circa 3.000 firme e credo che questo sia un risultato per Caorle molto importante. Crediamo che queste istanze debbano essere ascoltate da un punto di vista politico, amministrativo sicuramente, ma debbano essere anche verificate le cose che questa raccolta firma ha rappresentato per noi. Allora il dottor Bravezza dice che nelle schede regionali non era previsto il medico nel punto di primo intervento, che un'amministrazione precedente ha voluto fortemente. Quindi noi fino al 2017 avevamo il medico di primo intervento. Quindi questa situazione è una situazione un po' paradossale. Prima c'era il medico e oggi non c'è più. Ma c'è stato. Quindi quello che noi stiamo cercando di dire è che un servizio era necessario, quindi c'era la presenza del medico nel punto di primo intervento, giusto? E quindi
no, ha giustificato questa presenza. Bene, per noi è difficilissimo tornare indietro, no? Quindi avere un servizio che poi purtroppo viene tolto. Lei mi dice oggi che non è un problema di soldi, perché mi ha detto che le 2 automediche e la seconda ambulanza costeranno di più del medico. Allora io le chiedo al dottor Folletto, scusa, al dottor Filippi, abbiamo parlato di una riduzione dei tempi, no, delle ambulanze per sopraggiungere nel nostro territorio. Il consigliere Antelmo le ha detto che fisicamente per il nostro territorio 18 minuti sono impossibili. Oggi le parlo di un esempio che è successo alle 5:30 prima della convocazione del Consiglio Comunale. Una persona con crisi epilettica ha aspettato 42 minuti per avere l'ambulanza da Portogruaro con 2 crisi consecutive senza medico. Queste situazioni per noi sono ingestibili e intollerabili. La seconda cosa che le dico, dottor Bramezza, è che quando si parla di supporto al territorio si parla di supporto a 360 gradi. La scuola alberghiera di Caorle, nella persona della direttrice che mi ha permesso e mi ha consentito di dire questo, ha, come tutte le scuole, dei problemi anche di natura proprio infortunistica. Una ragazza si è tagliata un dito e aveva bisogno di una struttura semplice. Ha dovuto chiamare il 118 da Portogruaro perché a Caorle non c'è nessuno, è stata rimandata indietro con anche una problematica di competenze di assicurazioni, perché la direttrice non può caricare sulla sua macchina una persona e portarla se intanto l'ambulanza non arriva. Banalità, dottor Bramezza, però la cosa che ci preme sottolineare è questa. Nel momento in cui noi abbiamo un territorio così vasto e così difficilmente raggiungibile, quando questo servizio noi ce l'avevamo, lei mi dice non doveva esserci, ma c'era, e dava un supporto alla popolazione di tranquillità, di professionalità, perché adesso l'infermiere che ci verrà dato probabilmente con l'ampliamento della medicina di gruppo avrà competenze di primo intervento? No. La medicina di gruppo ha steso un piano, un progetto, no? I 5 medici più il sesto hanno steso questo progetto che è stato proposto alla Regione, giusto? I medici di base avranno delle competenze diverse, potranno strutturare, potranno medicare, potranno fare delle altre azioni diverse? Grazie per la risposta. Grazie, capogruppo Ferraro. Ci sono altri interventi? Ma rispondo velocemente per quanto di competenza, se mi permette. Sì. Ma innanzitutto mi dispiace quello detto sul governatore, perché il governatore è stato sempre informatissimo su questa situazione, mi ha incaricato da subito di seguirla, di dargli delle risposte tecniche, perché noi cerchiamo, il nostro scopo non è di dare risposte politiche, ma è quello di rispondere ai bisogni della gente, e di questo ne ho sempre tenuto in stretta comunicazione con il vostro sindaco per arrivare oggi a questo consiglio comunale. Quindi la presenza del medico qui a Caorle noi l'abbiamo rafforzata, perché il medico di medicina generale non è che sia un laureato in filosofia, non è che sia un laureato, è un medico che agisce e più delle volte ha molta più competenza e pratica che non il medico della cooperativa che c'era prima qui, magari a Caorle, che veniva qua a fare qualche ora, perché la difficoltà di trovare i medici, servono i medici specialisti di urgenza e emergenza è fortissima in questo periodo storico, ma lo era anche qualche anno fa. Gli accessi erano piccolissimi, erano bassissimi, scusate. Allora, il medico del punto del primo intervento per la sbucciatura. Io ho 50 anni, facevo anche a me, però insomma, la sbucciatura non andavamo al pronto soccorso, si andava a casa dalla mamma, dalla maestra e curava la sbucciatura. Per le cose importanti invece, riguardo l'urgenza e l'emergenza, noi abbiamo bisogno di creare su tutto il territorio regionale
ci arrivano, se aumentiamo adesso il target sono 18 minuti, mi sembra il dottor Tofoletto che noi in inverno non tocchiamo i 18 minuti, arriviamo a 19 e vogliamo immettere più automezzi su questo territorio, 2 automediche, quindi col medico, una che avrà sede nel Consiglio a San Donato, una a Portogruaro, perché sono centrali per muoversi, e un'ulteriore ambulanza rispetto a quella che c'è a Cavolo, quelle che ci sono a Jesolo, a quella che c'è a Cavellino, su quella parte del territorio che va da Cavolo fino, diciamo così, alla salute, San Giorgio, un passaggio di comuni che non ho ancora imparato a insegnare. Comunque tutta questa parte, diciamo, questo per permettere che il target, che è di 18 minuti, attualmente da noi purtroppo 19 minuti, possa scendere a 17-16 minuti. Allora, non è che la raccolta di firme non sia servita a niente, consigliera. È servita perché su quella raccolta di firme, come su altre raccolte di firme, l'azienda si muove, fa degli studi e dà delle risposte che sono di tipo tecnico, perché la raccolta di firme, se io vado a chiedere a tutti i cittadini vuoi tu l'ospedale sotto casa, eccetera, eccetera, è chiaro che tutti rispondono di sì. Vuoi il medico al punto di primo intervento, ma chi è che direbbe di no? È abbastanza. Ma è servita perché questo ci ha permesso di fare uno studio con il 118 provinciale, il CREO regionale, quelli che quindi poi decidono qual è l'organizzazione che si deve essere sul territorio regionale dell'assistenza dell'urgenza e emergenza, per fare questa proposta che noi confidiamo che venga accolta nei prossimi mesi e che ci sia. Guardate, non c'è stato nessun taglio di servizi per problemi di spesa. Questa azienda si è risollevata negli ultimi anni perché ha prodotto molto di più. Quando io sono arrivato avevamo un disavanzo di circa, variava tra i 30 e i 20, 18, 35 milioni di euro di buco ogni anno. L'abbiamo risanata questa azienda non tagliando i servizi, aumentando la produzione. Produciamo molto di più, i nostri cittadini si curano molto di più in questo territorio, ospedali, Portogruaro, Sononassa, l'operatore, eccetera, eccetera, rispetto a prima. E questo è il tema della fuga. Anche a me non mi frega niente, un cittadino può lasciare curare dove vuole, però se si cura in questo territorio, perché trova buona equipe, trova personale preparato, la frattura di femore si interviene alle 24 ore, eccetera, è chiaro che sono risorse che rimangono in questo territorio e ci permettono di fare ulteriori investimenti. Se invece vanno fuori di questo territorio, questo è il tema della fuga, non è che un cittadino va a curarsi dove vuole, a San Raffaele, a Milano, è chiaro che finché riusciamo a tenere il nostro territorio e ci vanno perché trovano risposte adeguate, sono risorse che rimangono in questo territorio e che quindi le possiamo utilizzare non per pagare altre regioni, ma per reinvestire su questo territorio. Allora, il medico qui c'è, che sono medici di medicina generale. Il tema forte che noi abbiamo di fronte per i prossimi anni si chiama cronicità, si chiama persona anziana. E quello è il tema forte sul quale anche con le amministrazioni comunali, con le strutture residenziali, stiamo lavorando sempre di più. Perché il problema non è il giovane che si muove, il problema è che la popolazione per fortuna invecchia sempre di più, a ritmi molto forti, ma noi dobbiamo fare in modo che invecchi bene. E l'invecchiamento vuol dire persone che hanno delle cronicità, o hanno diabete, o hanno problemi di cuore, o hanno un e sono persone che noi non dobbiamo fare in modo che si devono muovere da un territorio all'altro, devono andare all'ospedale, ma devono trovare la risposta più vicino a casa possibile. Su questo stiamo investendo centinaia di migliaia di euro. La medicina di gruppo che stiamo facendo a tarde non è a costo zero, sono soldi in più che noi diamo ai medici in generale perché si mettono assieme, perché garantiscono questo servizio sulle 12 ore, perché gli mettiamo a disposizione e gli paghiamo la segretaria, l'infermiere, sono grossi investimenti questi. Quindi non è che non stiamo investendo, non è che i cittadini di Carle, come hai detto, che hanno la colpa vostra, non ho capito, hanno servizi che stiamo
dando a tutti i cittadini, tenendo conto anche dell'evoluzione dei tempi. E l'evoluzione dei tempi si chiama cronicità, si chiama popolazione anziana. I 3 milioni di euro che portano il fondo della non autosufficienza a circa 31 milioni di euro nel nostro territorio vuol dire che ci saranno 300 persone in più anziane che potranno andare nelle nostre case di riposo, che adesso rispetto a prima ci sono anche, perché fino a qualche anno fa il Veneto Orientale ne aveva poche, adesso nei prossimi giorni ne partiranno altre 2, Torre di Mosto e Isola, ce ne sono altre in programmazione. È chiaro che la casa di riposo non può essere l'unica risposta che noi diamo al problema così anziano, dobbiamo darne molti altri, però dove c'è bisogno del posto letto in casa di riposo c'è bisogno anche di quello, e invece di costare 3.000 euro alla famiglia, con la quota sanitaria che paga il fondo per la non autosufficienza si paga solo la quota alberghiera. Quindi queste sono le vere sfide alle quali noi dobbiamo essere pronti assieme alle amministrazioni comunali, ma negli ultimi anni abbiamo visto che la conferenza dei sindaci con l'azienda ha lavorato molto bene su questi temi, anche nel periodo in cui il vostro sindaco era il presidente della conferenza e oggi è nell'esecutivo, perché sono le vere sfide che la nostra popolazione attende delle risposte serie. Quindi a me non fa tanto paura la denunciatura, i nostri medici in generale, i nostri infermieri che sono presenti sono in grado di rispondere benissimo a queste cose. E quello che a noi interessa con la riorganizzazione che ha presentato prima il dottor Foletto è quella di fare in modo che nel più breve tempo possibile